Adesso che il pugno duro viene finalmente usato dalle forze dell'ordine per contrastare i contagi, ma soprattutto per rendere consapevoli del rischio i tanti incoscienti che in barba alle disposizioni hanno tenuto comportamenti da sfida, adesso dicevamo che le forze dell'ordine hanno deciso di intervenire per come si deve, ci si chiede come mai il governo della regione resti insensibile verso l'uso obbligatorio della mascherina, anche all'aperto, così come ha deciso la Campania. Se serve il pugno duro con le sacrosante sanzioni, sarebbe giusto obbligare anche all'uso della mascherina tutti quanti. E a questo proposito, visto che ognuno ritiene di fare ancora quello che vuole, un'occhiata ai negozi sarebbe più che opportuna, visto che gli accessi non sono più regolamentati, causando soprattutto al momento di pagare dei facili assembramenti. Insomma, siamo o no in piena emergenza?